Nel territorio dell'ULSS 4 è partita lunedì la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2020-2021, per la quale sono state acquistate 70.000 dosi di vaccino. Per favorire le attività vaccinali con spazi più ampi e favorire così il distanziamento tra i pazienti, 13 comuni hanno messo a disposizione degli spazi integrativi come i palazzetti dello sport o palestre. Questa mattina siamo stati al Pala Invent di Jesolo per vedere come si svolgono le attività. Signora, come si trova con questa organizzazione? Benissimo, è giusto sfruttare questi spazi grandi per queste cose e anche per altre cose. Quest'anno abbiamo avuto a disposizione da parte del Comune il Pala Invent, appunto uno spazio ampio per garantire le distanze tra i pazienti, e la campagna vaccinale è iniziata ieri. Io ho programmato un paio d'ore al giorno per vaccinare i miei pazienti, mi chiamano, prendono appuntamento e stimo circa di vaccinare una trentina di persone al giorno. Abbiamo a disposizione 12 giornate, quindi andrò avanti fino a fine mese e conto su appuntamento appunto di vaccinarli tutti. Perché è importante quest'anno soprattutto vaccinarsi contro l'influenza? È sempre stato importante vaccinarsi contro l'influenza, quest'anno ancora di più perché in questo periodo d'emergenza noto per il coronavirus avere una protezione ulteriore contro il virus influenzale che comunque arriverà e farà il suo corso nell'inverno ci permetterà di essere pronti anche per una diagnosi differenziale. Quest'anno la possibilità non solo di vaccinarsi contro l'influenza, ci sarà un vaccino in più per che fasce di età? Sì, quest'anno è stata data a disposizione dei medici di medicina generale anche la vaccinazione antipneumococcica. Noi vaccineremo i pazienti delle classi dal 49 al 55 e questo è un vaccino che permette di proteggersi contro la polmonite dello pneumococco. È un vaccino che viene fatto una volta nella vita, quindi anche un'ottima possibilità da parte del paziente di avere questo.